Sono stata violentata mentre ero ubriaca, le parole scioccanti di una trevigiana diciannovenne che ha denunciato lo stupro ai carabinieri di Conegliano, una vacanza a Malta dopo gli esami di maturità, un periodo di riposo e svago che si è trasformato in un incubo. Indagati per stupro di gruppo 5 studenti, 4 residenti a Brindisi ed uno a Lecce fra i 17 e i 19 anni. Il minorenne, secondo quanto ricostruito quella notte, era presente ma avrebbe solo assistito. I fatti risalgono a luglio scorso. Il gruppo di amici e la vittima si sono incontrati e conosciuti proprio a Malta. Insieme avrebbero trascorso qualche serata tra locali e musica. La notte del 22 luglio la diciannovenne avrebbe seguito volontariamente i ragazzi nell'appartamento che avevano preso in affitto per il periodo di ferie. Qui, secondo quanto ha denunciato la ragazza, sarebbe stata violentata dal gruppo di amici. Il giorno dopo, rientrata in Italia, la trevigiana si sarebbe confidata con i genitori, immediata la denuncia ai carabinieri. Il fascicolo è passato alla procura di Brindisi, trattandosi di un reato che si sarebbe verificato all'estero. La procura chiamata a svolgere l'indagine è quella di residenza degli accusati. La violenza sarebbe stata ripresa con il cellulare di uno degli indagati. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini ed una serie di accertamenti sui telefonini posti sotto sequestro sia dei ragazzi che della vittima per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. Non solo, ma sarebbero già state perquisite le abitazioni dei 5 indagati. I ragazzi, ascoltati dalle autorità, hanno confermato di aver avuto un rapporto sessuale con la diciannovenne, ma hanno respinto la violenza. Secondo la loro versione, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. La giovane, fra l'altro, avrebbe raccontato che quella notte si trovava in uno stato di alterazione provocato dall'alcol. Gli inquirenti sperano di poter trovare, tra le immagini dei cellulari, foto, video o possibili scambi tramite le varie piattaforme di messaggistica, che possano contribuire a ricostruire i fatti. Si tratta questa di una seconda violenza sessuale denunciata in pochi giorni dopo quella della ragazza veneziana che ha raccontato di essere stata stuprata da un giovane albanese a Durazzo. Ora un altro grave episodio avvenuto all'estero che coinvolge una trevigiana.